E vedete oggi una splendida giornata, siamo qui già tantissimi, ancora prima di inaugurarla, è la 47esima edizione di Arredamont, è una fiera che si conferma non solo per il numero di espositori, sono oltre 187, okay, ma anche per diciamo, la crescita proprio del tipo di espositori, abbiamo molti marchi, molte aziende nazionali e internazionali, è una mostra che non è riconosciuta solo per una mostra territoriale, per quanto insomma sia legata al nostro territorio, ma è assolutamente una mostra qualificata come mostra nazionale. È capace di coniugare artigianato e innovazione, di guardare al futuro con un ricordo ovviamente al passato e molto legato al territorio della montagna. Il saper fare con le mani si sta un po' perdendo, però c'è un ritorno anche a questo voler saper fare anche da parte dei giovani e noi speriamo, anche viste le adesioni e le richieste da parte di diciamo, artigiani giovani o comunque imprenditori giovani, che questo sia una diciamo, di buon auspicio per il nostro territorio e per la nostra nazione. Le richieste da questo territorio è che comunque voglio dire Fiera di Longarone non sia solo un polo fieristico, ma sia anche un centro culturale e sportivo a servizio della comunità. Sappiamo bene che abbiamo già avuto degli eventi in quest'ultimo periodo che hanno riqualificato la fiera, la regione in modo particolare ha creduto in questo progetto e noi ce la mettiamo tutta con innovazione, crescita e sport a portare avanti questo progetto. Quest'anno addirittura 400 metri quadri di villaggio con 13 aziende provenienti da tutto il Veneto e facenti parte di tutto il sistema casa, quindi legno ma non solo. E questo proprio perché vogliamo sottolineare quanto sia importante la rete, la filiera, lo scambio tra le imprese che per andare nel futuro devono sempre di più fare questo, mettersi insieme, ibridarsi e quindi non solo legno, ma anche impianti, ma anche marmo, ma anche tutto quello che c'è all'interno di una casa. È un bel esempio che la Confartigianato dà ai propri soci, perché da qui si deve partire e quindi questo villaggio è proprio un esempio di come poi gli artigiani anche fuori dal villaggio dovrebbero operare, mettersi insieme per avere più forza e andare nel futuro. Oggi il problema numero uno degli artigiani è la carenza di manodopera, come tutti sappiamo, ma sicuramente l'aggregazione, il lavorare nelle filiere, il far parte anche di un'associazione di categoria per avere queste opportunità e quindi crescere è assolutamente fondamentale. Qui stiamo accompagnando per mano piccole imprese che magari da sole non sarebbero venute alla fiera dell'Arredamont e quindi è un'opportunità di trovare quella che è la chiave per crescere, per avere nuovi mercati, per fare business in maniera diversa, per trovare nuovi clienti e perché no, nuovi partner per fare delle lavorazioni e alzare l'asticella e avere nuove sfide. Confartigianato è a fianco di queste imprese perché il ruolo dell'associazione di categoria è prendere per mano le imprese, dare la cassetta degli attrezzi, quindi tutte le cose che servono ad una piccola impresa per andare nel futuro con solidità, perché ricordo l'artigianato è fondamentale non solo per l'economia ma anche per la società di questo territorio. Siamo qui in fiera allo stand L'Appia CNA di Belluno, elemento importante all'interno dell'Arredamont. Rappresentiamo molte imprese che lavorano nel settore della filiera casa, nel settore del legno, dell'arredo e quindi è giusto dare forza a quel settore che è molto importante nell'economia territoriale bellunese, che però ha anche delle problematiche sulle quali dobbiamo tutti riflettere. Parlo quindi del tema del passaggio generazionale e del tema della mancanza di dipendenti, di operatori e sulla necessità di avvicinare i giovani alle attività artigianali che spesso non sono sufficientemente valorizzate. Cabbia è un'azienda che compie quest'anno 77 anni, da sempre leader nel legno. Ci sono stati vari passaggi, varie vicissitudini e attività dove appunto abbiamo preso in mano il legno a partire dai pannelli. Poi il pannello si è sviluppato in parquet, oggi il nostro core business sono appunto i parquet e poi ultimo ma non ultimo il progetto del design dove siamo partiti con
tavoli fatti a mano e siamo arrivati oggi a lavorare legni fossili che hanno non meno di 3 milioni di anni, quindi un'attività piuttosto importante e non semplice da fare, ma crediamo in quello che facciamo e quindi andiamo avanti sempre. È un'azienda del bellunese che ha investito nel territorio, fondata quasi 70 anni fa da mio padre, e siamo ormai alla terza generazione, siamo presenti in tutto il Triveneto, specialmente nella provincia di Belluno, Treviso e Venezia. Abbiamo un staff di 20 persone suddivise da ufficio tecnico, amministrativo e produttivo. Siamo qui in Fiera Longarone invitati dalla Confartigianato, felici di farlo perché lavorare in team con i nostri amici e colleghi diventa molto importante per il nostro territorio.